Fine settimana drammatico sulle strade venete, 3 i giovanissimi che hanno perso la vita in altrettanti incidenti a Mogliano, Mellaredo e Trebaseleghe, nonni e nipotina feriti nel Veronese. Venezia presa d'assalto per il ponte del 1° maggio e ieri la clamorosa protesta dei No Global, rimossi i varchi realizzati dal comune per gestire i flussi turistici davanti al ponte di Calatrava. Dalla vendita di moto e auto agli appartamenti per le vacanze, una delle sue specialità consisteva nel farsi versare caparre e poi scomparire. 36enne padovano arrestato per truffa. Ladro di offerte denunciato dai carabinieri per un doppio furto in una chiesa a Cavaso del Tomba nell'Asolano, le cassettine scassinate con un apposito strumento. Commercianti in piazza con le lenzuola come i venditori abusivi per protestare contro l'assenza di controlli, è successo in Prato della Valle. Massimiliano Fedriga, il nuovo presidente del Friuli Venezia Giulia, con oltre il 57%, i nuovi scenari della politica nazionale e per le amministrative in Veneto stasera a Ring. Sport volley con la splendida partita che ieri il Palaverde ha portato le Pantere dell'Imocco Conegliano a vincere per la seconda volta lo scudetto, tifosi in delirio. Buonasera, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano l'avete sentito, la cronaca, perché quello appena trascorso è stato un weekend davvero tragico sulle strade della nostra regione. 3 i giovanissimi che hanno perso la vita in altrettanti incidenti. Cominciamo con quello che si è verificato lungo la Noalese, nel quale ha perso la vita un 27enne di Fiesso d'Artico. Per i particolari ci colleghiamo con la nostra redazione di Venezia. Buongiorno. Sì, e come hai detto tu da studio, la Riviera è sotto shock per la morte di Diego Rampazzo, 27 anni di Fiesso d'Artico. L'incidente ieri notte alle 2:20 a Mellaredo di Pianiga. Il giovane era al volante di una Volvo V40 che dopo una sbandata si è schiantata contro un muretto in cemento armato. Il 27enne è morto sul colpo, in gravissime condizioni la fidanzata di 25 anni che viaggiava al suo fianco e che ora si trova ricoverata all'ospedale di Mestre. Con i sanitari del 118 che nulla hanno potuto per Diego Rampazzo, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri della tenenza di Dolo che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente che sembra non avrebbe coinvolto altri veicoli. Da Venezia è tutto, a voi. E l'altro gravissimo incidente si è verificato in provincia di Treviso, tra Zero Branco e Mogliano, a perdere la vita un ragazzo di appena 22 anni. Il giovane stava rientrando dopo una festa di laurea. Sentiamo. Incidente fatale nella notte lungo le strade della Marca, costato la vita a un trevigiano di 22 anni. Era quasi mezzanotte quando Enrico Manesso, alla guida della sua auto lungo la strada provinciale che collega il comune di Zero Branco alla frazione di Campocroce, ha improvvisamente sbandato, finendo con l'auto contro il muro di cinta in cemento di un'abitazione del posto. Forse un colpo di sonno, forse una distrazione fatale. Fatto sta che i soccorsi del SUEM 118 si sono rivelati purtroppo inutili. Per Enrico, originario di Morgano, non c'è stato nulla da fare. Stava rincasando dopo una serata trascorsa con amici. Lavorava presso un'azienda tessile di Trebaseleghe. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco e gli uomini della polizia stradale per i rilievi del caso. Ed un altro tragico schianto a Trebaseleghe, sentiamo. Ha perso la vita tornando a casa da una serata con gli amici. Tragica fine per un 21enne che lavorava a Trebaseleghe, Enrico Manesso, che si è schiantato con la sua auto, una Nissan Micra, contro un terrapieno in cemento lungo la strada che collega Zero Branco a Mogliano. Il giovane, che lavorava nella ditta di tendaggi del padre a Trebaseleghe, Alta Padovana, avrebbe perso il controllo dell'auto per cause in corso di accertamento ed è praticamente morto sul colpo. Viveva con la famiglia a Morgano, in provincia di Treviso, e aveva trascorso la serata alla festa di laurea di un amico. Mentre percorreva la provinciale 65 in un tratto rettilineo, sembra che l'auto abbia sbandato sulla destra finendo contro il muro di un'abitazione privata. Sul posto i soccorritori del 118, ma nonostante i loro sforzi per il 21enne non c'è stato nulla da fare. I rilievi dell'incidente sono stati affidati ai carabinieri.
Ed un altro grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio poco prima delle 16 a San Martino Buonalbergo nel Veronese. Un'auto con a bordo 2 nonni e la nipotina di 3 anni è uscita di strada autonomamente ribaltandosi. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto dalla vettura le 3 persone rimaste ferite, prese in cura dai sanitari del 118 che li hanno trasportati all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso. Ed ora andiamo a Venezia presa d'assalto dai turisti per il ponte del 1° maggio, primo weekend con i tornelli installati dall'amministrazione comunale per regolare i flussi turistici. E ieri mattina blitz dei No Global del centro sociale Morion che hanno rimosso i tornelli poi nuovamente installati dalla polizia locale. Ma sentiamo i dettagli, ci aggiorna al telefono Ilaria Marchiori. Buongiorno da Venezia. Dopo una prima accesa discussione avvenuta sabato mattina tra un membro dei No Global e gli agenti della municipale, documentata anche dalle nostre telecamere, domenica c'è stato un vero e proprio blitz anti-tornelli da parte di un gruppo di attivisti dei centri sociali e dell'assemblea sociale che si sono presentati proprio a Piazzale Roma per urlare tutta la loro contrarietà a questa soluzione. Al grido di Venezia non è una riserva, non siamo in via d'estinzione, hanno cercato simbolicamente di smontare la struttura, anche se poi il tornello è stato ripristinato. Sul posto poco dopo sono arrivate le forze dell'ordine, i carabinieri che stanno effettuando tutti gli accertamenti per identificare i responsabili, così come gli agenti della Digos. Cercano solo pubblicità, vuol dire che il sistema funziona, è stato il commento del comandante della polizia locale Marco Agostini, mentre il sindaco Brugnaro, che si è recato poi sul posto, ha commentato: ringrazio la polizia locale, il questore, il prefetto e tutte le forze dell'ordine. Abbiamo ripristinato tutto mezz'ora dopo il gesto eroico dei nostri No Global locali. Noi continueremo a volere a tutti i costi risolvere i problemi della città che per tanti anni queste persone hanno impedito che si potessero risolvere. Non cadremo nelle loro provocazioni, ha concluso il sindaco. Mentre fino a domani si utilizzerà ancora questo sistema di tornelli che però il sindaco preferisce definire varchi, e noi saremo in attesa di fare un bilancio e di capire come sono andati questi 4 giorni di sperimentazione. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Ladro di offerte denunciato dai carabinieri per un doppio furto in una chiesa di Cavaso del Tomba nell'Asolano. Sentiamo i dettagli. Ladro di offerte scoperto e denunciato dai carabinieri di Pederobba. Per 2 volte avrebbe forzato la cassetta delle elemosine nella chiesa della Madonna della Salute di Caniezza, frazione di Cavaso del Tomba, fuggendo poi con il suo bottino di monetine. I 2 furti, compiuti a distanza ravvicinata l'uno dall'altro, risalgono agli inizi di novembre e quindi a fine dicembre, utilizzando tra l'altro un attrezzo risultato particolarmente efficace. Fatto sta che lì per lì le 2 incursioni in chiesa erano rimaste senza colpevole. Il parroco, scoperto lo scasso, aveva in entrambi i casi avvisato i carabinieri che ora sono arrivati a individuare il presunto ladro. Si tratta di un 35enne di Asolo già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a furti e stupefacenti. In casa dell'uomo i militari dell'arma hanno trovato lo strumento appositamente modificato per forzare le cassette, da qui la denuncia a piede libero per furto. Ed ora la pagina politica con il voto per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, urne chiuse ieri sera alle 23, poi sigillati in attesa dello scrutinio, cominciato questa mattina alle 8, al momento i dati sono ancora provvisori, 1274 sezioni scrutinate su 1369, ma ormai è evidente la vittoria del candidato del centrodestra Massimiliano Fedriga al 57,14%. Segue Sergio Bolsonello del centro-sinistra con il 26,87%, crollo del Movimento 5 Stelle con il candidato Alessandro Fraleoni Morgera all'11,7%, al 4,21% Sergio Ceccotti per Patto per l'Autonomia. Nella coalizione di centrodestra Lega primo partito con circa il 35%, distaccando Forza Italia al 12%.
sentito l'amico Max Federiga, gli ho fatto le congratulazioni per il risultato strepitoso che fa decollare il nuovo rinascimento del Friuli Venezia Giulia e rafforza la squadra per l'autonomia, ha detto il governatore Zaia. Chi c'è per difenderla ed accrescerla come il Friuli, chi non ce l'ha e ha avviato un forte cammino per ottenerla come il Veneto. Insieme faremo grandi cose, ha concluso il governatore del Veneto. E proseguiamo con la cronaca. Da Padova, rintracciato ed arrestato per truffa dai carabinieri un padovano di 36 anni. Sentiamo i dettagli. Dalla vendita di moto e auto agli appartamenti per le vacanze, una delle sue specialità consisteva nel farsi versare caparre per poi scomparire. I carabinieri hanno rintracciato e arrestato un 36enne padovano che ha alle spalle un'ampia serie di reati commessi nel corso degli ultimi 10 anni. Dovrà scontare una condanna di 5 anni per truffa, calunnia aggravata in concorso e ricettazione. Ignoti hanno rubato il modellino di una Vespa posato sulla tomba del 18enne di Valdobbiadene, morto l'anno scorso in un incidente stradale. La mamma del giovane lancia un accorato appello. Sentiamo. È il significato, il simbolo che ha questa piccola miniatura di una vespetta rossa come quella che aveva Sebastiano, che è stata appoggiata lì dai suoi amici in ricordo della passione che aveva lui per la sua motorella. L'appello struggente è quello di una mamma costretta ad affrontare il dolore più grande, quello della perdita di un figlio. È Rosa Ceriani, la mamma di Sebastiano Bortolini, il 18enne di Valdobbiadene, morto nel febbraio dell'anno scorso in un incidente stradale. Ora riposa nel cimitero di Bigolino. Sulla sua tomba gli amici avevano deposto il modellino di una Vespa che tanto piaceva a Sebastiano. Ebbene, quel modellino è sparito. Un gesto che riapre una ferita mai chiusa. Mamma Rosa chiede la restituzione di quell'oggetto senza astio, con estrema delicatezza e garbo, nella speranza che chi l'ha presa sia magari un bimbo attirato dalla piccola motocicletta rossa, una vespetta dal valore minimo economico, ma dall'enorme valore affettivo, visto che a posarla su una tomba sono stati gli amici di Sebastiano. I ragazzi, quando subiscono una perdita, io come mamma è stata una cosa devastante, ma i ragazzi devono trovare un modo per reagire e questo piccolo oggetto è stato il loro modo di superare questo momento di difficoltà. Loro vanno a trovare Sebastiano spesso perché io so che vanno in cimitero, trovo fiori, trovo letterine, trovo oggetti fatti da loro. È una cosa che mi ha colpito, che mi ferisce tantissimo. Anche il Vespa Club Italia si è mobilitato, in molti si sono indignati per questo gesto e sperano che l'accorato appello di questa mamma coraggio venga ascoltato. Andiamo ora a Padova, commercianti in piazza con le lenzuola come i venditori abusivi per protestare contro l'assenza di controlli e illegalità. È successo a Prato della Valle. Che abbiamo dimostrato effettivamente che la questione si può risolvere in mezza giornata se c'è la volontà politica di farlo. Prato della Valle questa mattina, dopo mesi, è stato presidiato dalle 8 dagli agenti di polizia municipale. Hanno voluto compiere un gesto simbolico i commercianti che hanno manifestato in Prato della Valle stendendo lenzuola come fanno i venditori abusivi che da mesi stazionano indisturbati in Prato della Valle. Una denuncia contro l'assenza di controlli da parte del comune di Padova. Sembra che ce l'abbiano contro le persone oneste che pagano i suoi diritti per avere un posto e lavorare e sono tartassati, mentre gli abusivi sono coccolati, nel senso che non ci fanno niente. Dietro ogni bene contraffatto, al di là dei rischi e pericoli, ci sono storie di miseria, di frustrazione, di violenza, di soprusi. Ma la vicenda non è solo economica, è anche politica, perché la responsabilità dell'assenza di controlli e di legalità viene imputata direttamente alla Giunta Giordani. Noi non ce la prendiamo con i singoli agenti della Polizia Municipale che fanno il loro lavoro, però il problema ovviamente è chi poi deve compilare gli ordini di servizio e chi deve mandare a fare si vede che per l'amministrazione Giordani questi temi non sono assolutamente importanti. La manifestazione ha portato in Prato della Valle anche la Polizia Municipale, un deterrente che ha allontanato i venditori abusivi, ma quanto durerà? Ma sono convinta che il sabato prossimo non ci sarà nessuno, ma poi continueranno, anche perché sono in giro, li ho appena visti, sono tutti in giro, aspettano che noi ce ne andiamo. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco restate con noi.
Rieccoci in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora del Vicenza Calcio perché è stata fissata per l'11 maggio la seconda asta per l'acquisizione della società. Abbiamo sentito il portavoce della cordata di imprenditori veneti che non ha mancato di esprimere qualche perplessità. Sentiamo. Vicenda Vicenza Calcio, fissata all'11 maggio la data della seconda asta per l'acquisto dello storico club biancorosso e i termini del bando rimangono invariati, una scelta che lascia perplesso il portavoce della cordata di imprenditori veneti. Ci ha lasciato un po' perplessi perché alla seconda asta di solito c'è un ribasso o quantomeno si sperava che ci fossero delle condizioni diverse di questo bando. Non ne fa una questione di requisiti degli imprenditori, ma piuttosto... Però vincolare per esempio l'assunzione di tutti i dipendenti, che sicuramente sono i più bravi che ci sono, ma sono sempre 14 e magari per i quali il curatore ha rinnovato anche recentemente qualche contratto. Questo vuol dire vincolare già chi viene ad un percorso. Il bar continua la gestione così com'è perché il curatore ha rinnovato anche quel contratto per incamerare soldi alla curatela. Ecco, sono delle cose che lasciano un po' perplessi. C'è una sensazione amara nell'aria. Ho come la sensazione che abbiano fatto questo bando così tanto, se per caso va in Serie D si annulla tutto, ma non è questo il modo di procedere. Loro, gli imprenditori veneti, compreso un vicentino e forse il modenese Samorì, vicenda Modena permettendo, saranno della partita e dita incrociate per le sorti calcistiche dei biancorossi. Ed ora il nostro appuntamento con i vostri oggetti della Grande Guerra. Quest'oggi vedremo la storia di Marcello che dopo quasi un secolo continua a rinvenire sotto casa oggetti bellici. Vediamo. Ho fatto un scavo qua che ho messo su una pesa e ho trovato per primo sto qua, che sembra uno per andare su i spareri, ma non è. E le per le targhe e unghie ai cavalli prima di inferrarli. Le terre del Piave non smettono mai di restituire pezzi della Grande Guerra. E questo dà l'esatta dimensione, a chi non l'ha vissuta personalmente, di che cosa sia stata la devastazione subita da questi territori. Così, come in altre 1000 parti di questa piana tra destra e sinistra Piave, basta scavare un po' più a fondo per ritrovare strumenti di morte ma anche oggetti di uso comune. E qui, a Venturali, tra Villorba e Spresiano, la storia raccontata parla di uomini ma anche di soldati a quattro zampe. Questa è una tanaglia che tagliava le unghie ai cavalli, sempre prima di inferrarli, i cavalli di chiodi, storta i chiodi. E questa è la zampa, il ferro che era piccava ancora la zampa del cavallo. Fa specie vedere come questa terra abbia custodito per oltre un secolo anche solo una parte dell'animale probabilmente dilaniato da un bombardamento austriaco verso il vicino campo di aviazione italiana. Siamo tra il novembre 1917 e la primavera del 18, quando qui, come nel resto del fronte tra Fiume Piave e Montegrappa, tutto fu messo a ferro e fuoco. E questo è il mito qua, trova, sempre sotto, e ho recuperato, perché è bello recuperare sta roba qua. La spogliata in mezzo al campo e dove che bombe sì. Perché qua è stato bombardato tanto, abbiamo trovato tante bombe sul terreno. Un passato, adesso si trova sta roba qua solo, ma una volta si trovava proprio la bomba spaccata ma ripiena di polvere. E lui, il nonno Marcello, ci giocava in mezzo a questa devastazione con l'incoscienza della fanciullezza, che in fondo è stata anche la scintilla della ricostruzione. E oggi, a un secolo di distanza, quel bambino tra le bombe riflette ancora su quei giochi di morte. Tenendo in mano questi attrezzi, cosa pensa della Grande Guerra? Penso che le bombe che tira via qua, non so quanti morti abbia fatto. E è sempre un mai pensare, ma d'altronde la guerra è stata fatta così. Ed ora la pagina dello sport con il volley e la spettacolare partita che ieri al Pala Verde ha portato le Pantere dell'Imoco Conegliano a vincere per la seconda volta lo scudetto.
boato consacra le Pantere nell'Olimpo del volley. In un Palaverde in delirio le ragazze dell'Imoco Conegliano conquistano il secondo scudetto dopo quello del 2006. L'Imoco batte la Igor per 3-1 dopo una battaglia durata 3 set tiratissimi ed un quarto più soft. La finale scudetto chiude la serie sul 3-1 ed è festa grande, una festa per l'Imoco e per coach Daniele Santarelli, che firma un'altra impresa cucendosi sul petto il tricolore. È lo scudetto di tutti, abbiamo sofferto e faticato tantissimo, è stata una stagione pazzesca, abbiamo passato tanti momenti belli ma poi dei momenti difficili, volevamo risollevarci, non volevamo più rivivere quel momento brutto di febbraio-marzo. È stato incredibile il cammino che ha fatto questa squadra, se mi guardo indietro e penso a tutto quello che abbiamo vissuto, questa squadra ha fatto qualcosa di pazzesco secondo me. Volano le Pantere dopo tante difficoltà ed infortuni che hanno segnato la stagione. Lo scudetto del Palaverde fa sognare. È stato stupendo, abbiamo veramente lavorato di squadra, perché anche in allenamento, nonostante quel periodo un po' brutto che abbiamo avuto a febbraio, siamo sempre state in palestra con la voglia di divertirci e col sorriso, quindi è stato il coronamento davvero di un campionato stupendo, sia dal punto di vista pallavolistico che umano. Grande successo personale di Samantha Fabris, che mette a segno ben 31 punti e l'ultimo fantastico pallone. Pantere fortissime grazie anche al sostegno inossidabile del tifo giallo e di tutta la città. La città è stata davvero grande, non ci è mai fatto mancare nulla. Anche in momenti difficili sono stati sempre a fianco a noi e questo ha portato il risultato. Sono molto contenta di aver portato scudetto con la squadra qua a casa, perché questo palazzetto con questo pubblico unico davvero è migliore. Ci hanno spinto sicuramente oggi. Ed ora uno sguardo alla nostra programmazione serale. Torna questa sera Ring, la politica alle corde, dalle 21:15, dalle regionali in Friuli Venezia Giulia, con il trionfo del centrodestra e della Lega di Fedriga ed il crollo del Movimento 5 Stelle, al no di Renzi ad un governo PD 5 Stelle, aspettando la direzione nazionale del PD di giovedì prossimo. Governo sempre più lontano. Ospiti in studio Gian Antonio Darè, segretario nazionale della Liga Veneta, l'onorevole Marco Marin di Forza Italia, l'onorevole Sara Moretto del Partito Democratico ed il consigliere regionale pentastellato Simone Scarabel. Collegamenti poi in diretta con Trieste per sentire i protagonisti dei risultati del Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto per questa edizione, ci salutiamo dando uno sguardo al meteo con le previsioni del tempo. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a zero branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Residui piovaschi ma migliora presto sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di lunedì 30 aprile. Sul Veneto occasionali piovaschi mattutini, sul Bellunese ma migliorerà già dal pomeriggio con ampio soleggiamento ovunque. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature minime tra 13 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 19 e 23 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Isolati rovesci al mattino sull'Udinese, ma in cessazione col passare delle ore. Ampio soleggiamento ovunque già dal pomeriggio con cielo sereno e con qualche innocuo addensamento. Le temperature minime saranno comprese tra 14 e 15 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 20 e 22 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Qualche pioggia possibile ancora sui settori meridionali della nostra regione, specie nelle prime ore della mattinata, ma poi migliorerà presto con ampio soleggiamento ovunque. Temperature minime comprese tra 16 e 17 gradi. I valori massimi invece risulteranno essere oscillanti tra 21 e 23 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin.
Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.